Ma i dati al momento sono parziali, però al momento l'aspetto più importante è la vittoria di Alberto Stefani, poi gli altri conti li faremo in un secondo momento. Beh, però c'era anche grande attesa per questo derby con Fratelli d'Italia, sarebbe una vittoria schiacciante quella del primo partito? Ma oddio, noi non abbiamo vissuto all'interno nessun derby, nel senso che l'obiettivo era quello di dare una maggioranza stabile alla prossima amministrazione regionale. Mi sembra che i dati stiano andando in questa direzione, poi perdonate la cautela, però preferisco sempre commentare dati definitivi. Che cosa vi siete detti finora con Stefani? C'è un clima di grande serenità, frutto di una campagna elettorale che è stata condotta sui temi, una campagna elettorale direi anche innovativa, una campagna elettorale che è rimasta lontana dalle polemiche, e direi che gente concreta come i veneti sicuramente ha apprezzato l'assenza di polemiche, ma il fatto di andare sul punto dei temi, direi. E come saranno i rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega? Poco fa, nel corso della nostra diretta, Roberto Marcato ha preannunciato un periodo magari teso proprio per questi rapporti che si verranno a creare. No, io sono molto tranquillo e positivo. Credo che dobbiamo essere molto concreti, visti anche quelli che sono stati i dati sull'affluenza. Penso che i veneti si aspettino tanto dalla prossima amministrazione regionale, quindi servirà alla squadra, da parte nostra, massima serenità e massima disponibilità.